del Veneto. Un esposto di 23 pagine con 400 di allegati. Federcontribuenti punta la lente di ingrandimento sui bilanci della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto e porta in procura un vistoso dossier chiedendo di verificare le spese di gestione dell'ente che gode di più di 1 milione di euro di finanziamenti pubblici. Sotto accusa alcuni bandi di concorso assieme ai doppi incarichi degli orchestrali e uffici stampa. L'esposto sarà presentato alla procura e alla Corte dei Conti. Sì, è una situazione che stiamo andando a controllare in tutti i casi dove si muove denaro pubblico. Dal momento che vogliono portare l'IVA al 25%, vogliamo capire perché lo Stato chiede più denaro ai contribuenti se poi quelli che ci sono denari vengono spesi in maniera, in maniera comunque non tanto corretta. Adesso abbiamo messo il focus sull'orchestra di Padova del Veneto, per capire un attimino il 1.150.000 euro per esempio del 2015 se sono stati spesi in maniera corretta o se c'è qualche imprecisione. Un'altra cosa fondamentale, chiediamo anche di avere i bilanci con le voci di spesa per capire dove vanno, a chi vengono dati questi soldi, dove vengono spesi, perché sembra che ci sia precluso. Avete chiesto questo bilancio e non vi è stato dato? No, ci hanno detto consultate il sito dell'orchestra e nel sito troverete, ma non trovi le voci di spesa e non capisci dove vanno a finire i soldi che arrivano. Allora, quali sono, diciamo così, le voci che vi sembrano singolari? Beh, le voci, quelle singolari, sono voci di pagamento di indennizi a persone che avevano un contratto e sono state cacciate. Naturalmente si sono rivolti alla legge e stanno chiedendo dei cospicui risarcimenti. Quindi a questo punto presenterete 2 esposti? 2 esposti, uno alla procura per la regolarità dei concorsi per le assunzioni eccetera eccetera e un altro alla Corte dei Conti per vedere se come sono stati spesi i soldi e se c'è danno erariale. Quindi dall'Orchestra di Padova e del Veneto per il momento porte chiuse le vostre domande di precisazioni. Si porte chiuse anche da parte del commissario Penta, perché avevamo chiesto che ci desse un documento che io le ho mostrato e là c'è una preclusione totale, ci dicono consultate il sito, ma nel sito comunque c'è un bilancio che è comunque molto formale.